Scatman's World. Comendone veneziano, MotoGP 13 ragazzi, ultimi 3 gare della prima stagione della modalità carriera. Adesso c'è Filippo Isola, Motegi e Valencia. Cerchiamo di concludere al meglio questo primo anno in Moto3. Andiamo raga. Aeroplanino Australia, round 16. Ok, vai di mail, obiettivo, terzo posto, dai Comendone, non cappellare. Ragazzi, speriamo di non sbagliare come sempre l'ultima curva, mi sono rotto un po' i coglioni. Vai Comenda, vinci per noi, non è che interessante con la gara con i sacchi, vincere domenica sarebbe fantastico. La gara di Filippo Isola si prospetta impegnativa, ma credo che faremo le cose per bene, potremmo dire la nostra, va bene. Andiamo raga. Buongiorno da Phillip Island. Mancano solo pochi minuti e vedremo le prime moto scendere in pista per dare inizio al tradizionale turno di qualifica. La situazione meteo non dovrebbe destare preoccupazioni. Gli ultimi bollettini in nostro possesso ci confermano cielo sereno per tutta la durata della sessione. Alleluia, sole a Filippo Isola. Andiamo raga per una super qualifica. Ma ragazzi, Gran Premio di Filippo Isola. Ragazzi, possiamo fare un bel risultato, dobbiamo fare la remontata dopo la beffa malesiana. Dai ragazzi, guida aggressiva oggi per il Comenda veneziano, chi se ne frega, l'obiettivo è il podio, almeno il terzo posto. Andiamo raga. Finalmente sereno, siamo già 11esimi e si gode. Vai Comendone, portiamo a casa un buon risultato, porca miseria, bella staccata, il Comendone va in mezzo a tutti, supera tutti, madonna che comenda. Vai ragazzi, siamo già settimo posto veneziano, grandissimo, mamma mia che partenza scoppiettante, roboante, la principessa si è superata, c'è il malesiano di merda e Marquez, occhio, ecco ma ne evitiamo le cagate, grazie, e siamo quinti. Guida super aggressiva, sono stufo di sbagliare all'ultimo giro, cazzo. Occhio Salmone, bravissimo Comendone. Dai Comenda, portala a casa come. Questa da prendere in pieno. Questa è un po' rischiosa, ma vai, andiamo all'interno adesso, tentiamola all'interno. Mamma mia, adesso è impennata Pazzoide, questa è una curva difficilissima. E si supera Salmone all'esterno, grandissimo. C'è Gattuso e Vino da superare. Dai ragazzi, tanto c'è il terzo posto, ma non basta. Primo giro completato a Phillip Island o a Filippo Isola, a voler decisione finale. Vediamo la scia a Rino Gattuso. Attenzione, giro record per il veneziano, sicuro, 1,42 ho fatto. Infatti, giro record per il venezianone. Perché possiamo vincere, ma stiamo buoni. Stiamo buoni e tranquilli, raga. Buoni e tranquilli. Bella curva anche questa. Stiamo guidando molto bene oggi. Stiamo attenti però.
Mamma mia, guida aggressiva. Proprio guida al limite, ragazzi. Bravo comandone, molto bene, molto bene. Questa dobbiamo prendere in pieno assolutamente. No, sono veloci però sti stronzi. Quella qua è la curva più complicata. Mamma mia, che madonnina benedetta, cosa ho rischiato. Cosa ho rischiato, madonna. Siamo secondi in questo momento, ma vicinissimi. Siamo tutti là praticamente. Bella, questa l'ho presa benissimo. Perfetto. E adesso andiamo di ultimo giro. Non voglio aggiungere altro, ragazzi, che porta una sfiga. 1,41. Grande giro del Comendone. Il Comendone merita la vittoria, Filippo Isola. Speriamo bene. Ragazzi, che la battaglia è incredibile, gara meravigliosa quest'oggi. Speriamo anche Rino Gattuso. Gattuso pompa bene qua, 3 decimi di svantaggio. Il Comendone è già in mente al sorpasso. Ocio, vado! Vaffanculo, non me ne frega niente, ragazzi. Oggi proprio non me ne foto un cazzo dopo quello che è successo in Malesia. Scusate, ragazzi, sono stato un po' non proprio correttissimo, ma me ne frego. Per non sbagliare mi sono appoggiato a Gattusino. Adesso per cortesia, Comenda, non cappellare, ti prego. Ti prego, Comendone, non cappellare. Me la merito sta vittoria dopo la beffa atroce malesiana, porca zoccola. C'è la curva bastarda. Forse ho frenato anche troppo, ma chi se ne fotte. Dai ragazzi, portiamola, ti prego, vinciamo sta gara. Dai che manca poco. Ultima curva. Ultima curva per il riscatto. Ultima curva. E vaffanculo. Dopo la beffa malesiana. Con un po' di pazzia comendiana, ma è vittoria, cazzo, è vittoria, grande Comendone, sì! Può lasciarsi andare ai festeggiamenti, certo se continuerà ad andare così forte sarà molto dura per gli altri stargli davanti. Ragazzi, vai, abbiamo vinto, e si gode, abbiamo vinto, raga, grande piazzamento, e sucami il pacco, abbiamo vinto, grande risultato, bella, raga, feed sociali. James Exxon, udite, veneziano da gran lezione di motociclismo a tutti. Stefan Bradl, grande commenda, se continuerai ad andare così forte avremo una ragione in più per seguire la Moto 3. Dani Pedrosa, grandissimo commenda, davvero una splendida gara, grazie Dani. 131.000 fans, molto bene. Andiamo a vedere la classifica, ragazzi. Buono, siamo quarti, sempre vicini a Marquez, ormai il terzo posto è utopia pura. Però bene, sono soddisfatto di questa mia prima stagione in Moto 3. Ragazzi, non ho parole, ho registrato 20 minuti per il cazzo, si è disattivato il microfono, quindi da adesso non sono più in live e ho già fatto tutto, ma porca mignotta, ragazzi, cioè, veramente è un attimo dura adesso perché, come si dice, mi aspettavo insomma, di caricare, invece mi tocca commentare così, sinceramente... Non ho capito che cazzo ha combinato il microfono, porca di quella mignotta schifosa, devo sempre controllare se sono una pippa. E niente, comunque adesso c'è il Gran Premio di Motegi e andiamo. Che palle però. Addirittura là anche l'audio del gioco, non c'è proprio, boh, non lo so che cazzo ho combinato. Faccio la musichetta. Scusate ragazzi, momento molto delicato. Vabbè, ora niente, adesso qua tentiamo di fare una telecronaca decente. Dopo la bella vittoria di Filippo Isola, ma non capisco, Filippo Isola si è registrato e poi no, boh, guarda, cioè, sono quelle cose della vita un po' bizzarre. Siamo anche senza audio, che due maroni, parapapapa.
Se mi tocca cazzeggiare per 20 minuti, ragazzi, oddio, già cazzeggio poco, cioè veramente. Haraja Grand Prix of Japan. Tan, 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 tan. Diluvio, attenzione, qualificazioni sotto il diluvio a Motegi. Che palle, ragazzi, due coglioni. Diluvio devastante in quel di Motegi, in quel di Motegi. Buongiorno, buongiorno. Il cazzo, buongiorno, buongiorno, veramente. È stato il mio commento, ragazzi. Questo è il commento in live, che purtroppo non si è registrato, ma va bene. E adesso andiamo. Qualificazione mi pare. Che cosa ho fatto in qualifica? Non si sa. Pole position, ragazzi. Pole position Kumendiana. E si gode. Sole per fortuna in gara, tracciato bagnato e si parte. Gran premio di Motegi. Beh, ragazzi, possiamo vincere. Prima curva, attenzione, mamma mia. Pista ancora scivolosa, ma chi se ne fotte? Il Comendone vuole dominare, vuole la doppietta. Dopo Filippo Isola. Avevo già un buon vantaggio. Dai, ragazzi. Dai che andiamo, ragazzi. Madonna che palle commentare non in live. Cioè, sono quelle cose della vita un po' delicate. Attenzione, tenta Vino. Il sorpasso, ma il Comendone domina. Il Comendone domina. Finalmente un po' di sole. Finalmente, ragazzi. Ma mi sta ancora sulle barre la cagata malesiana, ma pazienza. Anzi, no, scusate, su Gattuso abbiamo 1 secondo e 5 sul grande Gennaro Ivan Rins Gattuso. Ragazzi, non è la mia gara a Motegi, ma comunque sto andando alla grande, raga. Ma sto audio di merda che non si è registrato, mi tocca commentare non in live. Una cosa che mi sta proprio sulle balle, io amo commentare in live. Ovviamente 595 video su 600 sono in live, quindi insomma. Cioè, vabbè, insomma, andiamo raga, vai, continuiamo qua. Possiamo vincere a Motegi, ragazzi. Incredibilmente una gara non favorevole, ma il Comendone può portare a casa un successo fondamentale per la classifica. L'obiettivo ormai è arrivare quarti in campionato. Il terzo posto è quasi impossibile, però c'è Marquez al quinto posto che rompe i maroni. Finito questo mondiale, speriamo di trovare un bel contratto in Moto2. Chiaramente, ragazzi, anche se sono offerte in MotoGP, io non accetto perché voglio insomma andare con calma. E dal prossimo e dalla MotoGP torniamo a 5 giri, quindi adesso anche fino a Moto3 e Moto2 con 3 giri, in MotoGP invece 5 giri, ragazzi, perché chiaramente è più difficile con moto più cattive, più cazzute, più stronze. Parapapapapa. Tanto qua, ragazzi, scusate, ma faccio un po' fatica, sinceramente. Anche perché, fatalità, questa è una gara tranquilla. Molto bello il commento dal vivo, ma purtroppo è la sfiga comendiana. Non so, oggi il microfono si è rincoglionito. E vabbè. Mi è venuto anche un messaggio il buon Edward Van Helgen che oggi registriamo la Formula 1. Ok. E scusate, raga. Boh, allora qua siamo al secondo giro. Abbiamo veramente un bel vantaggio, ragazzi. Veramente una gara inaspettata questa in Giappone. MotoGP 08, insomma, non andavo alla grandissima. Qua invece sto proprio dominando tranquillamente. 2 secondi e 8. Senza troppi problemi. Veramente un weekend molto, molto piacevole in Giappone. Anche sotto il diluvio ho preso una pole position mondiale. Cioè, incredibile, pazzesco, veramente. Speriamo di non fare cappella alla fine, visto che il Comendone ha abituato la platea con cagate di proporzioni bibliche, storiche e interplanetarie. Ah, Dio mio. Adesso però devo controllare sempre il registratore perché sinceramente non ho coglioni di cappellare ancora così perché mi sta abbastanza sulle balle sta roba. E mi scuso ragazzi con tutti voi, ma purtroppo ogni tanto che il Comendone spara cagate, anzi non ogni tanto ma quasi sempre. Ok, adesso c'è il super rettilineo, ragazzi, stiamo buoni, stiamo calmi, perché alla fine basta un niente e sei fuori in questo gioco e così non ti perdona niente, un errore e ciao. Super rettilineo giapponese, 3 secondi e 4 o 2 di vantaggio. Veramente una gara dominata infine in questo momento dal Comendone veneziano. Ma abbiamo visto anche in Malesia, dominio malesiano e poi tac, ciao. Quinto posto schifoso. Dai ragazzi, adesso inizia l'ultimo giro, ma non voglio dire altro. Impennata!
Noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Ok, ultimo giro e andiamo. Qua abbiamo un vantaggio su Vino di quasi 4, no, 3 secondi e 4. Fastest lap del veneziano. E ragazzi, qua c'è possibilità di hat-trick. Pole position, vittoria e fastest lap. Dai Comedore, intanto Marquez è sesto, Gattuso terzo, Salmone quarto e il Maresiano di merda quinto. Bene, sono quelle cose della vita che sono meravigliose. Però ragazzi che mai la pista è asciutta. Dai raga, dai che manca poco, dai che possiamo vincere. Peccato che non c'è l'emozione del live, ragazzi. Scusate, veramente. Chiedo perdono. Ma purtroppo ogni tanto il microfono vaneggia, non me ne sono accorto. Ciao. Dai che manca siamo a metà dell'ultimo giro. Dai ragazzi, portiamola a casa. Dai Comendone. Dai Comendone. Dai Comendone veneziano. Dai, madonna, così ho commentato per 2 volte, veramente non ho più voce. Sono finito. Che bello però commentare a vuoto, sono quelle cose della vita che ti esaltano proprio. Vai cazzo, dai che possiamo vincere la seconda gara consecutiva. Dai cavoli, dai. Dai, dai, dai. Dai. E vai Comendone. Ormai 3-4 curve, pochi metri separano il Comendone dal secondo successo stagionale. Un dominio assoluto. Un dominio assoluto. Penultima curva del Comendone, non sbagliare, ti prego, dai, dai, dai. Ed è successo per il Comendone veneziano. Seconda gara consecutiva. Hat-trick comendiano. E godo, sì. E impennatona finale. Grande veneziano. E vaffanculo il microfono, ancora una volta. Tarararara, abbiamo vinto e si gode, questo è per Tori, vai di pomponi, di Tori, la la la. Andiamo a vedere le email, tutto regolare come sempre, lo sapete ragazzi, sempre le solite cose. Ma è la zoccoletta personale che è contenta, che me la dà e si gode. Feed sociali, sono tutti contenti. 145.000 fans ragazzi, mamma mia, che soddisfazione. Magari che su YouTube, porca zoccola. Ok, classifica. Piloti, siamo quarti con 224 punti. Dai che se sono quelle qualifiche del Gran Premio di Silverstone, cazzo, in diretta, muoviti. Adesso il commento da vaneggiare così. Gran Premio della Comunitat Valenciana de Valencia. Adesso vai di canzoncina come indiana con l'aeroplanino tan tan tarararara. Ah, Madonna del Signore. Ok, allora, PC, team manager, l'obiettivo terzo posto, manager personale, poi dobbiamo vincere contro Marquez, Twitter, ok, vogliamo una vittoria, ultima gara della stagione, serata passata in discoteca a trombare con le zoccolette, tutto bene, tutto rego, e andiamo. Ah, Dio mio. Come si fanno, Regi? Come si fa un microfono spento? Mi non lo so, fio. Ah, qua avevo fatto un PS, che insomma ero contento della stagione, ero soddisfatto del quarto posto e che insomma adesso speriamo di andare in Moto 2 su una buona moto. Ecco, questa era insomma la sintesi dei commenti comendiani in live. E adesso andiamo con il video. Oh Madonna, non ce la fa più ragazzi, è un'ora che commento. Non ne posso più ragazzi. Perché poi ripetere le stesse cose non è proprio una cosa piacevole, però chi se ne frega, dai, tutto fa esperienza, dai, comendone, non lamentarti. Che adesso da lunedì sei anche in vacanza, quindi possiamo giocare di più. Anche se devo fare un po' di cosette, ragazzi, poi devo andare anche un po', insomma, il comendone è un uomo impegnato, però insomma, dai, tempo per giocare c'è sempre, io me ne frego, giocare è una cosa fondamentale della mia vita. Cioè,
Vabbè, qua pole position 11esimo, fa al posto di parlare di cazzi miei, commentiamo il video, per cortesia, commendone. Insomma, ormai avete capito che sono un po' appassionato di videogiochi. Vabbè, pole position per Salmone. Andiamo, vai, ultima gara della stagione, nuvoloso, 3 gare, mai pioggia, vai. E si parte ragazzi, Gran Premio di Valencia. Tattara, vai, buona partenza del Comendone che è già settimo. Dai Comendone che la prima curva è fondamentale, lo sai. La prima curva è super fondamentale. Vai, 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 vai. Vai Comendone. Vai Comendone, la principessa si è superata. Vai che c'è il malesiano, adesso attenzione, caduta comendiana! Caduta comendiana all'ultimo giro, al primo giro, non ci credo. E adesso vai di remontata in Spagna, quarta gara in Spagna, intanto che palle, spagnoli maledetti. Dai ragazzi, dai ragazzi. Ah, che palle, porca puttana, caduta proprio all'ultima gara, almeno un podio, cazzo, obiettivo terzo posto. Vai Comendone. Vai Comendone, vai di super remontata, per cortesia Comendone. Vogliamo la remontata, superiamo la Carrasco, che prima della gara siamo andati nel paddock a trombare, superato anche Vino, e siamo già 12esimi. Dai ragazzi, dai ragazzi. Ah, che palle, che cadute di merda. Che poi non ho neanche capito sinceramente ragazzi, anche in live sono rimasto di merda perché, cioè, boh, non l'aspettavo proprio. Vai. Siamo già 11esimi, ma io tenta il sorpasso. Ma ci siamo, adesso c'è Binder, c'è Rosy Binder, superata anche forse Rosy Binder e Fenati, vai Comendone, mamma mia, una gara indescrivibile, una remontata pazzesca e siamo già ottavi ragazzi, siamo nel corso del primo giro, adesso siamo davanti, anzi siamo dietro, non so a chi, vai, intanto Aio supera Rosy Binder. Primo giro completato. Primo giro completato. C'è Webb. C'è Mark Webber davanti a noi. Dai cazzo, dai Comendone. Staccatona gigantesca. Vai di staccatona. Mamma mia all'esterno. Grande Comendone. Mamma mia, dai cazzo, almeno terzo posto. Per salutare al meglio il mondiale e andare in moto 2 gasati. Dai Comendone, dai Comendone, dai Comendone. Dai, dai, cacchio. C'è la principessa Sissi al sesto posto, dai che possiamo recuperare. Il terzo posto non è utopia, il primo forse sì, ma dal secondo tutto è possibile. Dai Comendone. Oh, finalmente una guida un po' più pulita del Comendone veneziano, che vuole dimostrare al mondo di essere un gran pilota e vuole andare in Moto 2 con delle credenziali positive. Dai, 9 decimi di svantaggio per il Comendone sulla principessa Sissi. Per cortesia, portiamo a casa il podio per i nostri fans di Twitter, di YouTube, di tutto quello che volete. Anche di YouPorn, che siamo iscritti anche là. Dai ragazzi, dai. Vai che la principessa Sissis è a soli 2 decimi. Dai Comendone. Vai, curva in pieno. Vai, 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 vai all'esterno. Grande Comendone. E adesso c'è il malesiano di merda, vai di malesiano di merda. C'è il malesiano di merda, dai ti prego, andiamo a distruggere il malesiano. Buona anche questa, vai Comendone, siamo quinti. Ultimo giro e silenzio per favore. Giro record di Vino, 1.43, 691. Adesso dobbiamo superare Marquez, l'avversario di 1000 battaglie. Dai di final lap. Dai di final lap. Giro record per il Comendone veneziano 1.42 5.74. Il veneziano domina. Il veneziano domina. Il veneziano domina. Dai, peccato, però potevamo vincere sta gara con un po' più di impegno. Dai, dai, superiamo Marquez. Dai, cavolo, siamo solo a 5 decimi. Possiamo arrivare fino a secondi, è possibile. Fino al secondo posto. Dai, Comendone, proviamoci almeno. Tentiamo il miracolo dopo una caduta beffarda al primo giro. Mamma mia. Vai Venezianone. Vai Venezianone. Vai che c'è Marquez da superare. Vai, 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 vai. Ancora niente da fare. Niente da fare. Tieni duro Marquez. Che mondiale. Che mondiale. Un decimo di vantaggio di Marquez. Vai Comendone, porta a casa. Grande sorpasso. Rischiosissimo.
sorpasso rischiosissimo, e adesso c'è Rino Gattuso da superare. Vai Gattusino, possiamo superare Gattusino. Vai Comenda, ultime curve di questo mondiale pazzesco, incredibile. Un 5 decimi di svantaggio su Rino Gattuso. Dai, curva in pieno, provaci, provaci, mamma mia. Un po' lungo, ma va bene così. Dai, all'esterno, all'interno. Decisione importante per il Comendone in quest'ultima curva del mondiale. Moto 3. Dai, con Race. Dai, 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 sorpasso. E c'è il sorpasso. E vai Comenda, ti imbotta adesso. Può sfruttare la scia. Rino Gattuso. Vai Comenda, forse ce la fa. Dai Comenda, forse no, forse sì. Attenzione, sì. Terzo posto, Comendiano. E finisce alla grande il mondiale. Moto 3. Mamma mia, campione del mondo, Vignales o Vino per gli amici, Salmone secondo, Rino Gattuso terzo e Veneziano quarto. Un grande mondiale. Mamma mia, adesso premiazione. Pa, 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 pa. Ai, ai, ai. Ottimo terzo posto. E adesso ragazzi, vediamo le offerte. Ok, andiamo sul nostro computer, tanto classifica in MotoGP vince Pedrosa di un punto su Marquez e Lorenzo. Guardate che mondiale, è una cosa incredibile. Mamma mia che roba ragazzi. 3 piloti in un punto, non vedo l'ora di MotoGP ragazzi. Espargaro ha vinto in Moto 2, secondo Redding, terzo Lieti. E in Moto 3 abbiamo visto, ma li controlliamo per sicurezza, vittoria per Vino, Salmone secondo, Gattuso terzo e il veneziano al quarto posto con 240 punti. Sono molto molto soddisfatto. L'email chiaramente sono felici, grande piazzamento, tutto regolare, la zoccoletta è felice, grande risultato, il campionato è finito. Ok, Twitter, Valentino Rossi è felice. Salmone anche, e tutti felici, tutti contenti. Quotidiani, giochi chiusi, il motomondiale di Pedrosino. Ho 3 spagnoli hanno vinto, cazzo. Porca mignotta. Prossima stagione. Ho 9 offerte. E il Comendone ha firmato per... dai Comenda, muovite. Mamma mia, perché hai firmato Comendone? Suspense, 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 la, dai. Oh, abbiamo firmato per la Desquases, vaffanculo, non mi ricordo più il nome. Ok, perfetto, raga. Campione del mondo Pedrosa, non vedo l'ora di arrivare a MotoGP ragazzi, ma intanto Moto 3, Moto 2 adesso. Buono ragazzi, ormai manca un minuto alla fine di questo video, mi dispiace tanto per l'audio, ma ha fatto la cappellata, inizia il campionato, obiettivo 20esimo, sono un po' preoccupato infatti, a sta Desquases la torre, che cazzo di moto è, mai sentita. Inizia il campionato, la zoccoletta personale, tutto pronto, si comincia, possibile avversario devo ancora decidere. E niente raga, è andata a fiori. È andata Moto 3. Tutti contenti di ripartire dal Qatar. 157.000 fans, reputazione esperto. È andata raga, è andata, sono felicissimo, Moto 2 l'obiettivo, piacerebbe vincere sinceramente, arrivare in MotoGP con la vittoria. Raga, un salutone dal Comendone veneziano, mi scuso ancora per il maneggio del microfono, alla prossima, ciao!